In collaborazione con Siamo qui sempre a Villa Trepanoce, sempre un posto meraviglioso, splendido, forse il più bello della zona. Villa Trepanoce, per fare la trasmissione con Armando Zanotto che ci sta aspettando, è lì che freme che noi arriviamo, e il tema è il radicchio, naturalmente il radicchio trevisano, il radicchio la rosa di Castelfranco, come avete visto. Ma chi sta arrivando qui? Ah, che splendida auto! Ma bene, ma mi sembra che il nostro amico Carraro, che ci porta sempre delle auto fantastiche, meravigliose, ma anche Anna mi avete portato. Ciao Anna, come stai? Vieni. Cosa mi hai portato oggi? Fammi vedere. Oggi ti ho portato uno dei nostri prodotti preferiti, il 2010. Benissimo, poi lo assaggeremo naturalmente. Assolutamente. Ma ho visto che sei arrivata qui con una splendida auto. Hai visto che bella? Sì, ma c'è quel signore lì, lo conosci? Sì, ho avuto l'onore di conoscerlo. Sì. Beh, adesso cosa ci hai portato? Io ho portato una GLA, questo è uno dei crossover più belli e più amati del momento nel segmento delle auto premium. Bene, naturalmente che cos'è? È un'auto Questa è un'auto ibrida che permette di percorrere fino a 70 km col motore completamente spento e dopo, senza pensieri, benzina. Ah, cioè il motore completamente spento. Per 70 km. Sì, e se hai una bella ragazza su, se il motore è spento siete fermi. C'è silenzio. Ah, ecco perché è ibrida. Bene, e allora noi facciamo che andare dentro dal nostro amico Armando per iniziare la puntata. Va bene. Io non vedo l'ora che arrivi il sabato, e tu Anna? Assolutamente, anch'io. E sai perché? Perché sabato noi ci troviamo con Armando. Sì. Ciao Armando, come stai? Ciao a tutti, sta bene voi? Bene, salutiamo i nostri ascoltatori e iniziamo subito la puntata parlando del fiore di Treviso. Che se magna. Che se magna, di Doparoeti. Quindi buongiorno a tutti e ecco la ricetta di questo sabato che Anna suggerisce. Allora, oggi andremo a presentare la ricetta del fiore rosso di Treviso nella tartare di tonno. Bene. E mi raccomando, parla anche il dialetto, che noi altri abbiamo qui che ne ascolta in dialetto. Non c'è problema. Bravo. Io e Anna parliamo di Allora, care amiche, Più o meno. quindi siamo a sabato, quindi so che voi a sabato dedicate un po' di più tempo ai fornelli, che questa è una bella cosa, perché trovate il marito anche che è appassionato magari, e quindi fate una fusione entrambi di creare questi piatti, e quindi non meglio di così di preparare questo piatto che per le feste natalizie è il massimo, perché rispettiamo quello che è tradizione, che ne parleremo più avanti, che dobbiamo rispettare anche i piatti di tradizione, però scivolare qualche volta con qualche piatto così leggero, delicato, che per feste va bene, stupir se a imitare dei vostri amici a casa, e dire, ma caspita che roba che ti ha preparato. E allora, andando alla ricetta, che dire, oggi è questo tartare, come diceva Anna, di tonno. E quindi sempre dal vostro fornitore del pesce andate a farvi preparare 200 grammi di tonno tagliato a punta del coltello, perché così
resta più bel, più bon, non è stretto o masnà, mi raccomando, Ponta del Cortel che è una roba più piacevole. Le date la grinta, il ton ancora di più. E dopodiché, ovviamente, lo fate abbattere, preparare sempre dal vostro pescivendolo, abbattere nell'abbattitore, dopo lo portate a casa e ovviamente quando lo dovete adoperare deve essere tolto dall'abbattitore ed messo su un frigo normale di casa. Da qui lo condirete con dell'olio arricchito nel limone. Olio vergine neppure baciato. Il povero Verone gli diceva così: Armando, mi raccomando, te prego, l'olio vergine che ancora non sa tutta questa gente che esiste l'olio vergine neppure baciato. E mi dice: caro Luigi, ma perché neppure baciato? Perché è lei la sua verginità e aveva messa sola al radicchio così senza essere basà, e quindi lui declamava questo discorso. Poi, che dire, se che esonta un'emozione, come dicevo, di limone e olio evo, e si mette dei chicchi di melograno, perché, come dicevo, il melograno porta bene, porta festa, chiama il Natale, e quindi su tutti i piatti, anche ne parleremo più avanti, anche sui piatti tradizionali, che c'è il capon, l'anera, l'oca, noi in parliamo adesso, fuori a campo, stiamo qua col ton. Ma sa tu Armando che te fa bene a parlare di queste ricette che possono essere fatte nel mese di dicembre, no? Ma sono ricette natalizie. Perché altrimenti non è che il giorno del Natale te puoi preparare una tavola e mangiare tutto. No, queste qua, le ricette che possono essere abbinate. Anna, cosa sei che te mangi tipi volentieri? Il radicchio? Il radicchio, il risotto con il radicchio, ma anche le tartare mi piacciono molto. Mamma mia. Ma pesce crudo. E quindi. Qua, Carana, tu mi insegni e devi esplorare un vino che può andare bene con... Ma sai cosa facciamo invece? Prendiamo l'aperitivo. Ah, sì? Diciamo cosa un aperitivo pre-pranzo, pre-pranzo. Allora, Anna, che vino prendiamo da abbinare con i bibanesi? Io prenderei questo qui. Questo qui. Allora, tu intanto parla di questo vino Assolutamente. E io prendo i bibanesi. Li devo proprio prendere, portare qua e mostrare. Ecco. Questa naturalmente è una confezione da tavola, no? Ognuno prende il suo. Può andare bene anche pre-aperitivo, questa qua. Sì, certo, con l'aperitivo. E queste poi, naturalmente il mio amico Armando, l'azienda I Bibanesi, fanno tante varietà di bibanesi e li trovano poi estremamente... Guarda, io ho provato a mangiare delle altre imitazioni, ma come questi non ce n'è. Infatti l'abbinamento che noi proponiamo sempre anche ai nostri clienti con i bibanesi è il nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry. All'aperitivo a noi piace proporre un residuo zuccherino superiore che si sposa benissimo con il bibanese. Poi questa bottiglia ci sta particolarmente a cuore perché nasce da un progetto che è Vendemmia Solidale. Siamo stati i primi in Italia e è diventato anche per noi un marchio registrato Vendemmia Solidale. In questo caso manca il bindello perché tra poco saranno disponibili le bottiglie di questo prodotto, però anche la particolarità di questa etichetta in braille mostra appunto l'attenzione al sociale che poniamo in cantina, e sicuramente anche una bellissima idea regalo per Natale. La vendemmia solidale è qualcosa di straordinario che voi fate e avrei voluto esserci quest'anno ma non ci sono potuto venire, però ho sentito che proprio per il successo che ha avuto negli anni precedenti
Quest'anno l'ha raddoppiato, se non sapevate dove mettere la gente, insomma. Sì, no, abbiamo sempre dalle 500 persone circa che insieme vengono ad aiutare, vendemmiamo tutti insieme in vigna e poi è una festa, c'è il pranzo, c'è musica dal vivo, c'è appunto l'aperitivo, c'è anche Cade il Poggio che offre un po' di pesce, Certo, i insomma nostri abbiamo creato questo format e sicuramente il prossimo anno allora ti aspettiamo alla vendemmia. Sicuramente Ma siamo Anna, lì tutti. scusa siamo che lì ti faccio una domanda, che adesso parola che adesso è di moda, te sa, che bisogna stare sempre drio perché stasera ti si qua, dopo domani viene fuori una moda. E bisogna che ci sia come voi, che siete all'avanguardia di queste robe qua. Cosa dici di questa vendemmia de notte chi fa? Secondo te, cosa dici tu? Sicuramente è una cosa diversa dal solito. Perché è una necessità. Fare la vendemmia di notte è per... Beh, diciamo che ultimamente le temperature si stanno alzando, è anche difficile per le persone che insomma lavorano e dicono, ancora noi non l'abbiamo provata, che abbia anche delle proprietà proprio a livello organolettico nell'uva. Dicono, noi non l'abbiamo ancora provato, ma magari ci sarà occasione. Certo. Bene, dopo questa sapienza di Anna, che dire? Dobbiamo salutare. Arricchire i palati alle nostre amiche degustando questo carpaccio de thon che abbina col vin che Anna sempre propone, è sempre una libidine nei palati. E allora tutti e tre facciamo così. Seguiteci ogni sabato su Veneto Globe. Buon sabato e buona domenica a tutti. Ciao a tutti. Ciao. In collaborazione con